Amici sportivi, c'è troppo ritorno. Amici sportivi, amici sportivi, buon pomeriggio. Benvenuti al velodromo Ottavio Bottecchia per la gara del Odier. Scusate un attimo, c'è un piccolo problema tecnico. Eccomi, buonasera a tutti quanti, risolto il problema tecnico, bentornati al velodromo Ottavio Bottecchia di Pordenone con la gara, la terza giornata della 6 serie internazionale città di Pordenone. In pista quest'oggi è la giornata dedicata alle donne, oggi e domani è giornata dedicata alle donne con le gare UCI a loro dedicate. Siamo appena partiti con la prima gara della giornata che è l'eliminazione, no pardon, che è lo scratch per le donne elite che avranno 25 giri. Sono Escalera Isabella, Guzzela Eva, Li Sui Sing, Leung Wing Ji, Tera Anna, Igram Betai, Ik Anna, Link Odette, Basilico Valentina, Bisolati Elena, Barbieri Rachele, Gillespie Lara, Wilkinson Daniel, Rostovskieva Maria, Valgonen Valeria, Van Routen Sofia, Van de Moller Juli, Calara Yumi, Sanarini Linda, Barattin Piera, Zimmerman Ella, Novkoma Barbora, Rizarova Asalla, Ismalola Samira, Lorenz Stefani Dayemia, Pattashal Regen, Raghita Mao, Garzon April, Alzini Martina, Fiorin Sara, Serena Giorgia, Grassi Vittoria e Siri Irma. Queste le atlete che sono oggi in pista. Oggi siamo appena partiti con lo scratch, poi avremo la... cosa hanno oggi? Ah sì, l'eliminazione e poi la corsa a punti. Punti importanti anche loro, servono per l'UCI. «22 giri ancora tutte insieme», perché chiaramente siamo ancora presto per poter far calcoli, far statistiche e quant'altro. «21 giri al passaggio», buone lì, coperte. Sono in gruppo, ci sono diverse atlete della nazionale che anche loro in gara per portare a casa punti importanti. Serata afosa qui al velodromo Ottavio Bottecchia, sperando che il tempo questa sera ci lasci tranquilli e possiamo terminare la nostra riunione senza particolari patemi. Si danno un grande affare le atlete in pista, ma rimangono lunghe e ben distese in pista. C'è rotazione in testa, rotazione in modo che tutte quante abbiano il loro compito da fare.
Nulla di particolare da segnalare. Diciotto giri con la nazionale davanti a condurre, ma per poco. Diciassette giri al termine. Rimangono sempre lì coperte. Nulla di particolare. Tranquilla fino a questo momento la gara. Entrano ed escono dalla parabolica box. Quindici giri al termine. Ancora tutte tranquille, senza particolari disturbi. Condurre in questo momento abbiamo Aguela Azila Eva della nazionale spagnola. Spagna che ieri sera ha staccato il pass per la finale dei campionati del mondo. Beati loro, oserei dire. Tanti anni fa c'eravamo noi, che poi ce la siamo giocata col Brasile e sappiamo com'è andata. Ancora la due spagnole a comandare la competizione, poi si rialzano. Attacco del dorsale 11 X Anna del Virginians Blue Ride 2028. Un po' di margine per l'atleta della USA. Gruppo dietro che sembra lasciar fare, non sta contrattaccando nessuno. 11 giri per l'americana. Si volta, rallenta l'azione, sembra meno incisiva di quella precedente. Si è proprio rialzata, lo vedete anche con le spalle. Il gruppo infatti dietro è lì vicino per riprenderla. 10 giri al termine. Smette di pedalare. Ha tentato un'azione, forse sperava di avere maggior fortuna. La tengono comunque lì a bagnomaria. Gruppo che si sta mestamente riavvicinando.
e la va a riprendere. Gruppo aveva una testa composta da 7 unità, tra poco diverranno 8, col main group non molto lontano, 9 al termine. Anche questo tentativo da parte degli attaccanti non sembra decisivo, con Gillespie Laura del team irlandese che ha tenuto la testa per mezzo velodromo, poi adesso si riporta in coda. Sette al termine. Gruppo che si va ricompattando da qui a pochi istanti. Eccolo, lo vedete sul rettilineo opposto. Lungo Biscione. Sei giri al termine. 6 giri al termine, tutto si rimescola e tutto torna a 0. Siamo a 5 al termine. Al termine, si portano. Gruppo che si fa folto, rallentano tutte l'andatura. Una maglia nera che si allunga, esce dalla parabolica. Il 4 che avete visto lo troveranno adesso le atlete, adesso che passano sotto la mia postazione. Beccano il numero 4, come si dice, becca a comandare Aguela Escalera Isabella del Onili Felice, eccola qui. Prendono 1, 2, 3 atleti, hanno preso un vantaggio, portandosi a 1200 metri dal traguardo al passaggio. Si alza Escalera. Restano 2 le atlete, Escalera e Wilkinson Daniel. Siamo al suono della campana. Ultimo giro con Escalera leggermente avvantaggiata su Wilkinson, ma dal gruppo esce fuori anche Ingram Bethany, la statunitense. Questa volta Escalera si rialza, lascia davanti Wilkinson, ma il gruppo sta arrivando veramente veloce alle loro spalle. Vediamo se ce la fanno le 2 atlete. Siamo lì. No. Sul filo, bruciate sul filo del rasoio da Rachele Barbieri. Eccola qui inquadrata, l'atleta della Polizia di Stato delle Fiamme Oro, nella volata finale all'uscita dalla parabolica box.
forse avremo anche il replay all'uscita dalla parabolica box, ha bruciato. Eccola Rachele Barbieri con una... Abbiamo la composizione. Abbiamo adesso, vedremo la composizione del podio tra qualche istante. Siamo con eccole qui, Rachele Barbieri delle Fiamme Oro, secondo Kajima Yumi del National Team giapponese, terza Valgonen Valeria del AIN. Questo il risultato dello scratch delle donne Open, che stanno mestamente scendendo di pista, e tra poco avremo la prima gara che riguarda le promozionali con gli esordienti e donne allieve che gareggiano insieme per la corsa eliminazione. Eccola qui che sta arrivando Rachele Barbieri a prendersi l'applauso e a prendersi i fiori. Eccola qui. Arriva anche Massimo Bulligan. È stata anche campionessa italiana Rachele Barbieri. Eccola qui, felice di aver portato a casa i punti per lo scratch. Particolarmente felice, sì, vedo che i tecnici sono soddisfatti, compreso Diego Bragato, quello vestito in bianco, il tecnico della nazionale italiana in pista. Lo vedo particolarmente soddisfatto Diego Bragato, forse ci aspettava questa prestazione dalle sue atlete, non lo hanno deluso e hanno dato dimostrazione che hanno corso con testa, con cuore, con gambe, ma soprattutto con la testa, perché il ciclismo 70% testa, 20% gambe, ed è la cosa importante. E adesso possiamo dare la parola alla regia per un break pubblicitario. Banca della Marca, da 130 anni, la banca di questo territorio. CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata ed all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110, telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840. Dal 1903 realizziamo colori, vernici, tinte ed ogni altra soluzione professionale per rendere spettacolare ogni tua esigenza. L'Hightech ci trovi a Susegana. L'Hightech, il miglior vestito che il tuo prodotto possa indossare. I tuoi progetti in un mondo così complesso. Certo, giocare in casa rende tutto più possibile. Più di 100 banche di credito cooperativo si sono unite intorno a una visione di futuro che punta al bene comune. Sono le banche della tua comunità, banche che non mollano il territorio. Come te. Il centro specializzato per ogni tipo di saldatura lo trovi a Chions.
Tecnosaldatura di Nogarotto Fabio, da più di un decennio specializzati nella saldatura tungsteno inerte gas, riporti su stampi, saldo brasatura, carpenteria leggera e medio pesante. Inoltre eseguiamo lavorazioni metalliche. Tecnosaldatura ci trovi a Chions in via Marconi 19, telefono 0434 6307 80 oppure www.tecnosaldatura.com. Diventare green è la scelta giusta e conveniente. Con GEA Rinnovabili diventa anche la scelta più facile. Da sempre ci dedichiamo a portare l'energia sostenibile nelle vostre case e aziende. Offriamo un servizio completo e su misura, dalla consulenza all'installazione fino alla manutenzione dei tuoi impianti. Con un impianto fotovoltaico puoi risparmiare fino all'80% sui costi dell'energia. GEA Rinnovabili. Facile, efficace, garantito. Buonasera e bentornati qui in pista. Adesso correranno gli esordienti e le donne allieve ed esordienti con la gara a eliminazione. In pista troviamo il numero 7 Luigi Santin del pedale maranese, numero 8 Leonardo Rebecca del Fontana Fredda, numero 9 Ahmad Iqbal del Fontana Fredda, numero 10 Diego Costalonga del Fontana Fredda, numero 11 Berton Mattia del Fontana Fredda, numero 15 Francesco Polazzo del Gottardo Giochi Caneva, numero 16 Eric Marchiollo della Libertas Ceresetto, numero 17 Gioele Cigolotto della Libertas Ceresetto, numero 57 Alberto Di Martino del Gottardo Giochi Caneva, numero 58 Giulio Sartini del Fontana Fredda, numero 64 Alexandro Kulabukov del Gottardo Giochi Caneva, numero 66 Alessandro Poles del Gottardo Giochi Caneva, numero 67 Giovanni Nadin del Gottardo Giochi Caneva, numero 69 Lucio Mizzau della Libertas Ceresetto, numero 70 Lorenzo Caduzzo della Libertas Ceresetto, numero 77 Samuele Citron del Team Bosco di Orsago, numero 78 Andrea Pessotto del Team Bosco di Orsago, numero 83 Luigi De Ross del Postioma, numero 100 Ilaria Bred della Ciclistica Valvasone, numero 106 De Cecco Giorgia della Libertas Ceresetto, numero 107 Anna Momesso del Valvasone, numero 109 Elisa Bardieru del Valvasone, numero 126 Gaia Pasin del Valvasone, numero 130 Brollo Valentina della Libertas Ceresetto, 131 Greta Revelant della Libertas Ceresetto, 139 Rebecca Anzisi della Ciclistica Valvasone. Attendiamo la giuria per la prima eliminazione. Vediamo il gruppo compatto. Vediamo il gruppo compatto che esce dalla parabolica iBox e si porta sul rettilineo d'arrivo per la prima eliminazione. Vediamo. Primo eliminato il numero 9 Ahmad Iqbal del Fontana Fredda. Lo vediamo staccarsi dal gruppo e rallentare in body giallo. Nel frattempo il gruppo rimane compatto, entra nella parabolica box ed esce dalla parabolica box per portarsi sul rettilineo con la seconda eliminazione.
Eliminato il numero 15 Francesco Polazzo del Caneva, lo vediamo inquadrato in body giallo e pantaloni neri, che si stacca dal gruppo, che nel frattempo rimane compatto. Il gruppo intanto esce dalla parabolica iBox sempre compatto, vanno con molta calma al passaggio altra eliminazione. Eliminato il numero 11 Mattia Berton del Fontana Fredda, si stacca, si alza e si stacca dal gruppo, inquadrato anche lui. Gruppo sempre compatto che entra in parabolica iBox ed esce dalla parabolica iBox comunque con un'andatura abbastanza tranquilla. Si portano sul rettilineo. Eliminata numero 105, eliminata numero 106 Giorgia De Cecco della Libertas Ceresetto, che si alza e si stacca in maglia viola. Il gruppo prosegue compatto entrando in parabolica iBox. Uscendo escono dalla parabolica iBox sempre compatti e sempre con molta calma. Al passaggio altra eliminazione. Eliminata 131 Greta Revelant della Libertas Ceresetto, anche lei si alza e si stacca. Attenzione, il gruppo rimane compatto, l'andatura rimane sempre tranquilla. C'è stata una caduta, forse a questo giro non ci sarà eliminazione. Infatti è così, non c'è eliminazione questo giro a causa di una caduta. Il gruppo rallenta. Vediamo gli atleti se riescono a ripartire. Per fortuna non si sono fatti niente. Hanno 3 giri di abbuono in cui non ci sarà eliminazione. Vediamo il corridore del Caneva che riparte in maglia gialla. Adesso anche l'atleta del Valvasone riparte. Quando al passaggio del gruppo l'atleta del Valvasone rientrerà e verrà data bandiera verde, questo a significare che al giro precedente, al prossimo giro, ci sarà di nuovo l'eliminazione. E così è, siamo di nuovo tutti in pista. Il gruppo è compatto, i caduti sono risaliti entrambi. Il gruppo prende anche l'atleta del Valvasone che è risalita in pista. Ritroviamo il gruppo compatto che entra in parabolica box ed esce anche dalla parabolica box compatto con un'andatura che mantiene ancora una certa calma. Eliminato il numero 8 Leonardo Rebecca del Fontana Fredda. Nel frattempo si alza e si stacca. Il gruppo nel frattempo rimane compatto, entra in parabolica box ed esce dalla parabolica box. Si portano sul rettilineo di arrivo con
sempre calma e pacatezza. Eliminato il numero 10 Diego Costalonga del Fontana Fredda. Sì. Il gruppo sempre compatto, con una natura sempre calma. Escono dalla parabolica box per portarsi sul rettilineo di arrivo. Aspettiamo. 126 Gaia Pasin della ciclistica Valvasone è l'eliminata. Vediamo inquadrata con il body verde, blu e nero che si stacca. Il gruppo compatto intanto entra in parabolica iBox. Esce dalla parabolica box per portarsi sul rettilineo di arrivo. Assistiamo all'altra eliminazione. Eliminato il numero 139 Rebecca Anzisi della ciclistica Valvasone. Si stacca e rientra ai box. Il gruppo nel frattempo procede compatto con calma e pacatezza. Esce dal parabolica box. Al passaggio altra eliminazione. Eliminato il numero 66 Alessandro Poles del Gottardo Giochi Caneva. Mancano 15 giri alla fine dell'eliminazione esordienti e donne allieve esordienti. Il gruppo compatto entra in parabolica box. Esce dalla parabolica iBox con la stessa calma con cui è entrato. Altre eliminazioni. Eliminata al numero 100 Ilaria Breda della ciclistica Valvasone. Okay. Gruppo compatto. 15 corridori ancora in pista. Al passaggio altra eliminazione. Eliminato il numero 67 Giovanni Nadin del Gottardo Giochi Caneva. Si stacca e rientra ai box. Il gruppo nel frattempo procede compatto per la parabolica iBox e si porta sul rettilineo di arrivo per un'altra eliminazione. Eliminata il numero 109 Elisa Bardiero della ciclistica Valvasone. Il gruppo prosegue compatto, entra in parabolica box ed esce dalla parabolica box e si porta sul rettilineo di arrivo. Vediamo il prossimo eliminato. Eliminato numero 70 Lorenzo Cadusso della Libertas Ceresetto. 12 i corridori ancora in pista. Al quale parteciperanno quest'anno anche delle squadre professionistiche.
internazionale weekend. Ma nel frattempo godiamoci questa gara riservata ai esordienti, donne allieve. Roma Valentina, centrodestra, Roma Valentina, eliminata di mezzo al Ceresetto. Portandosi sul rettilineo di arrivo. Attendiamo eliminato numero 17 Gioele Cigolotto della Libertas Ceresetto. 10 i corridori ancora in pista. 10 corridori ancora in pista: Santin, Marchiol, Di Martino, Sartini, Kulabukov, Mizzau, Citron, Pessotto, De Ros e Momesso. Unica donna ancora in pista. Eliminato numero 58 Giulio Sartini del Fontana Fredda. Gruppo compatto entra in parabolica box. Esce dalla parabolica box e si porta sul rettilineo di arrivo. Eliminato numero 7 Luigi Santin del pedale maranese. Otto corridori ancora in pista. Il gruppo si porta sul rettilineo di arrivo, aumentando anche la velocità. Eliminato numero 69 Lucio Mizzau della Libertas Ceresetto. 7 corridori ancora in pista: Marchiol, Di Martino, Kalabukov, Citron, Pessotto, De Ros e Momesso, che rimane l'unica donna in pista. Vediamo che il gruppo ha aumentato l'andatura. Eliminato numero 78 Andrea Pessotto del Team Bosco di Orsago. Il gruppo nel frattempo ha aumentato l'andatura e si sta allungando in entrata del parabolica box. 6 atleti in gara. Mizzau, siamo sul rettilineo, eliminazione. Eliminato numero 77 Samuele Citron del Team Bosco di Orsago. Vediamo gli atleti che si studiano, che aumentano la velocità. Si è staccato un atleta del Caneva che molto probabilmente sarà eliminato. Eliminato il numero 57 Alberto Di Martino del Gottardo Giochi Caneva. In pista ancora 4 corridori nel rettilineo opposto. 57 Di Martino, Alberto eliminato. Partito il corridore del Postioma Luigi De Ros. Di Martino è nel quinto a livello generale. Viene ripreso dal gruppo.
eliminato numero 64 Aleksandr Kalabukov del Gottardo Giochi Caneva, corridori ancora in pista. Al passaggio ci sarà l'ultima eliminazione. I corridori ancora in pista sono Eric Marchiol della Libertas Ceresetto, Luigi De Ros del Postioma e Anna Momesso della Ciclistica Valvasone. Vediamo il Campana, l'ultima eliminazione. Eliminato il numero 16 Eric Marchiol della Libertas Ceresetto. E adesso al passaggio ci sarà volata tra i due rimanenti in pista, Luigi De Ros del Postioma e Anna Momesso della Ciclistica Valvasone. Parte Luigi De Ros del Postioma. Non vuole avere fastidi e va a vincere tranquillamente. Eccolo che passa al traguardo. Un applauso per Luigi De Ros del Postioma che vince su Anna Momesso della Ciclistica Valvasone. Un applauso anche a lei comunque perché era l'unica ragazza rimasta in pista. Adesso De Ros farà il mezzo giro del velodromo per arrivare a ricevere i fiori dal Miss. Eccolo inquadrato che con calma, dopo la fatica, arriva a prendersi i fiori. Adesso lo vediamo fare Vediamo la foto con la miss di De Ros Luigi del Postioma che ha vinto l'eliminazione degli esordienti. E adesso noi con calma passiamo la linea alla regia per lo spot pubblicitario. Banca della Marca, da 130 anni, la banca di questo territorio. CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata ed all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110, telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840. I tuoi progetti, in un mondo così complesso. Certo, giocare in casa rende tutto più possibile. Più di 100 banche di credito cooperativo si sono unite intorno a una visione di futuro che punta al bene comune. Sono le banche della tua comunità, banche che non mollano il territorio. Come te. Il centro specializzato per ogni tipo di saldatura lo trovi a Chions. Tecnosaldatura di Nogarotto Fabio, da più di un decennio specializzati nella saldatura tungsteno inerte gas, riporti su stampi, saldo brasatura, carpenteria leggera e medio pesante. Inoltre eseguiamo lavorazioni metalliche.
Tecnosaldatura ci trovi a Chions in via Marconi 19, telefono 0434 6307 80 oppure www.tecnosaldatura.com. Che bella festa hai organizzato! Giorgio è un bambino davvero molto fortunato. È il primo compleanno, è un evento speciale. Io invece non ti ho ancora ringraziato per il regalo. È solo un pensiero. Un pensiero importante, cara. Ma come ti è venuta l'idea? Me l'hanno suggerita in Friulovest Banca. Con loro è sempre come stare in famiglia. È una cosa semplice, ma molto importante per il futuro di Giorgio. Un fondo previdenziale da sottoscrivere fin da giovanissimi per cogliere grandi opportunità e vantaggi. E si può anche regalare. Mi pareva l'occasione perfetta. Come perfetta è questa torta! Bettina, sei sempre la solita! Made in Friulovest, il fare che fa la differenza. Banca della Marca, da 130 anni, la banca di questo territorio. CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata e all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110, telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840. I tuoi progetti, in un mondo così complesso. Certo, giocare in casa rende tutto più possibile. Più di 100 banche di credito cooperativo si sono unite intorno a una visione di futuro che punta al bene comune. Sono le banche della tua comunità, banche che non mollano il territorio. Come te. Il centro specializzato per ogni tipo di saldatura lo trovi a Chions. Tecnosaldatura di Nogarotto Fabio, da più di un decennio specializzati nella saldatura tungsteno inerte gas, riporti su stampi, saldo brasatura, carpenteria leggera e medio pesante. Inoltre eseguiamo lavorazioni metalliche. Tecnosaldatura ci trovi a Chions in via Marconi 19, telefono 0434 6307 80 oppure www.tecnosaldatura.com. Rieccomi, bentornati al velodromo Ottavio Bottecchia per la prova corsa a punti. Ho fatto qualche segno giù. Sì. Perfetto, grazie. Sono arrivate le comunicazioni per quanto riguarda la gara. Sono 50 giri, non 60 come da programma di gara UCI.
e mi avete visto fare qualche cenno con il giudice arbitro signora Tiziana Coccioni, che ha la sua postazione qui a fianco alla mia. Ci siamo comunicati a moti, sono 50 giri, non più 60, ne hanno accorciati di 10 giri, quindi saranno 10 le volate che daranno punteggio alle 35 ragazze, non sono 36, che sono in pista. Escalera Isabella, Aguela Eva, Lee Zen Wing, Leong Wing Yi, Zezzara Anna, Ingram Bethany, X Anna, Link Odette, Basilico Valentina, Bisolati Elena, Barbieri Rachele, Gillespie Lara, Watkinson Daniel, Rotzko Sieva Maria, Valgonen Valeria, Kosieva Naposat, Van Reuter Sofie, Van der Molen Yuri, Kajihara Yumi, Sanarini Linda, Baratin Piera, Zimmerman Ella, Nemkova Barbara, Rizakova Asal, Ismailova Samira, Lorenz Stefani, Deie Mia, Patachal Rean, Kakita Mao Garzon April, Alzini Martina, Fiorin Sara, Serena Giorgia, Grassi Vittoria e Siri Irma. 50 giri, sono già tutte come vedete schierate. Questa è la numero 55, si tratta di Alzini Martina della nazionale italiana, sorretta da Rino De Candido, americana, vediamo. Questa qui, e si tratta di Fiorin Sara. Ora ultimi controlli da parte del collegio di giuria. L'americana Hicks Anna. Dato il via, giro di raggruppamento. Confermati 50 non 60 giri. Corsa a punti, ogni 5 giri una volata, 5-3-2-1 con volata finale chiaramente a punteggio doppio. Colpo di pistola, partenza valida. E allora noi andremo a seguire questi 50 giri che per le ragazze non saranno sicuramente una passeggiata. Ricordiamo che il giro preso sono 20 punti, il giro perso meno 20 punti. Life Motive, primi giri tranquilli, il giro volata ci si scatena, si ritorna tranquilli, ci si torna a scatenare, un po' un'altalena va e su e giù. Chiaramente, informazione importante, non c'è gioco di squadra. Pertanto attenzione che le compagne di squadra non possono collaborare, e qui l'UCI ha messo un freno bello deciso. Il collegio di giuria molto attento a questo fatto, alla collaborazione. Non si può collaborare, ognuno per sé, Dio per tutti, come si dice, uno per tutti, tutti per uno, non esiste nella corsa a punti. Doveva esserci anche Chantal Pegolo, purtroppo si è fatta male e quindi non se l'è sentita di venire a gareggiare. Chantal Pegolo, atleta che corre con la nazionale italiana, campionessa del mondo, e qui da Pasiano, anzi da Zano Decimo, e ha corso col Pasiano, ha corso in questo velodromo tante gare, e ci avrebbe fatto veramente piacere averla qui alla 6 Sere per vedere il suo naturale talento scatenarsi in pista.
Siamo al giro campana, si allarga notevolmente il gruppo, sembra che nessuna voglia prendere l'iniziativa, sembra che tutte aspettino tutte per capire chi vuole partire. Campana, prima campana, prossimo passaggio, siamo al primo sprint, vedremo cosa accade. Ancora niente, ancora niente, ancora niente, aumenta, parte sull'esterno una maglia azzurra, maglia delle Fiamme Oro, che va a cercare di portare via la volata. Vediamo il photo finish che già inizia a lavorare di sera presto. Vediamo la prima volata al photo finish. Sembrerebbe che Barbieri delle Fiamme Oro fosse riuscita ad avere la meglio su Fiorin. Ecco la prima volata, sì, è così, Barbieri, Fiorin, Gillespie e Alzini, questa è la prima volata. Primi punti. Come vi dicevo, rallenta nuovamente il ritmo, il gruppo si porta, cerca un attacco, una fuga. Serena Giorgia, nulla da fare, vedete si rialza, ha fatto altro che allungare e portare fuori dal gruppo una quindicina di atlete che comunque non hanno intenzione di continuare in quell'azione, o meglio, è ancora troppo presto per continuare con un'azione decisiva. 41 al termine, al passaggio, secondo sprint. Siamo alla volata seconda, si allunga notevolmente il gruppo, maglia degli USA, dovrebbe averla portata a casa l'atleta americana Hicks Anna, sembra di sì dal replay. Arriva anche la seconda volata. Vediamo la composizione della seconda volata. Col gruppo che si rallenta, come vi dicevo. Alti e bassi, ecco la seconda volata. Hicks Anna su Bisolati Elena, Rossieva Naposat e Kakita Mao. Queste le donne. Tutte insieme.
Restano lì, non succede nulla di particolare. 36 giri, arriva la campana. Al termine di questa volata vi daremo una classifica provvisoria, ma è ancora molto presto. Vediamo la composizione della volata col gruppo che esce una maglia arancione, l'olandese Van Rooyen, che sembra avere la meglio. Eccola qui, esce fuori sull'esterno Van Rooyen, cerca Rachele Barbieri di riprenderla. Il terzo sprint con l'olandese che sicuramente si è portato a casa con Van Rooyen Sophie, che ha resistito al ritorno di Rachele Barbieri. Si rallenta nuovamente, eccola qui la volata, Van Rooyen Sophie, Barbieri Rachele, Igram Bethany e Basilico Valentina. Vediamo se abbiamo anche una classifica provvisoria, che sarà sicuramente molto molto compatta, perché non ci sono state particolari situazioni di gara, con l'atleta dei sempre X Anna ad allungare leggermente sul gruppo. Eccola, infatti la classifica: Rachele Barbieri 8 punti, Anna X 5 come Sophie Van Rooyen, Bisolati Fiorin a 3 a 2 punti, Gillespie, Rosieva e Ingram. Siamo già alla campana del del prossimo sprint. Addirittura d'arrivo lo sprint regolato facilmente da Anna X. Facile questa volta. Facile questa volta per la giuria. Sono arrivate praticamente in fila indiana X, Lee, Aguela e Zerax. Si tratta solamente di vedere le posizioni. Eccola, Anna X, Anna Terax, Wing Listze e Aguilera. Sì, c'è una caduta in curva 4, ma l'atleta si è rialzata. La caduta è stata soccorsa subito, è caduta sull'erba, è scivolata all'interno, la vedo alla mia postazione, l'atleta si è rialzata. Sono sempre cose brutte le cadute, non ci si abitua mai, non fanno mai piacere né per gli atleti né per chi fa questo lavoro.
Rimangono 4 e 4-8 in testa, eccole qui inquadrate. Abbandonano le due atlete cadute, 2 Scalera e 39 Zimmerman. Campana, siamo al giro di boa. Competizione che si è frazionata sostanzialmente in 3 blocchi. La volata. Quinto sprint dato. Gruppo che si sta quasi ricompattando. Dove le atlete di testa stanno aspettando il gruppo alle loro spalle che sta ritornando sotto. Non c'è convinzione sono rimaste in 5, 3 si sono leggermente attardate. La quinta volata, Valeria Valgenov, Wing Lingsve, Anna Hinks e Napusat Kosieva. Gruppo principale transita adesso, la testa sembrano un po' fare una tira e molla. Aumenta l'andatura sia la testa che la coda, rimane poco meno di mezzo velodromo, poco più di mezzo velodromo il vantaggio che hanno le 8 atlete in caccia. Campana, siamo in vista del sesto sprint. Hanno rallentato vistosamente le atlete in caccia, mentre il gruppo in fila indiana le sta andando a chiudere. In difficoltà l'atleta col dorsale 35 Piera Baratini, che ha già perso un giro. Eccolo qui la testa per la volata. Compatte, Giubasse esce sull'esterno l'americana. Anche qui il photo finish il suo da fare. Sprint, il sesto sprint al photo finish. Vediamo se l'americana Anna Hicks è riuscita a portarsi a casa altri 5 punti. Volata. Ah no, Wing Lindsay riesce a portare via 5 punti ad Anna Hinks, Naposata Kosieva e poi Martina Alzini. Ci sono stati 2 colpi di pistola. La gara viene interrotta in questo momento. Inizia a piovere. Cara, sta andando molto bene questa gara, questa corsa a punti. Stava andando molto bene, era ormai lanciate molto X. Abbiamo anche 11 Anna X, 10 punti per la 4 Z Wing Lee.
E adesso appena possibile vedremo anche la classifica provvisoria, vediamo quello che sarà poi la decisione del collegio di giuria. Rientrano le che il tempo dovesse mettersi a piovere anche questa sera. Eccolo qui l'ultima volata. No, non è l'ultima, no, questa è la prima volata, quella vinta da Barbieri Rachele su Fiorin Anna. Qui la regia ci ripropone le 6 volate. Questa qui con Van Ruiten che ha la meglio su Barbieri. Hicks senza fatica su Teran. E questa con nuovamente lì Valeria Vagonen su Wing Zolin. Questa è la classifica provvisoria con Hicks Anna 15 punti, Wing Leeds 10, 8 punti Rachele Barbieri, 5 per Sofie Van Ruiten, 5 per Valeria Valgonen, 5 per Naposat Kosieva, 3 punti Elena Bisolati e Sara Fiorin. E niente, a questo punto dobbiamo inserire la famosa slide che speravamo di non dover mettere quest'anno al Velodromo Bottecchia, gara interrotta a causa condizioni meteo. Appena possibile vediamo la pubblicità, poi appena possibile rientreremo in pista per il primo delle 6 sere. Grazie a tutti per la pazienza anche. Banca della Marca, da 130 anni, la banca di questo territorio. Banca della Marca, da 130 anni, la banca di questo territorio. CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata ed all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110, telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840. Dal 1903 realizziamo colori, vernici, tinte ed ogni altra soluzione professionale per rendere spettacolare ogni tua esigenza. L'Hightech ci trovi a Susegana. L'Hightech, il miglior vestito che il tuo prodotto possa indossare. I tuoi progetti in un mondo così complesso. Certo, giocare in casa rende tutto più possibile. Più di 100 banche di credito cooperativo si sono unite intorno a una visione di futuro che punta al bene comune. Sono le banche della tua comunità, banche che non mollano il territorio, come te. Il centro specializzato per ogni tipo di saldatura lo trovi a Chions. Tecnosaldatura di Nogarotto Fabio, da più di un decennio specializzati nella saldatura tungsteno inerte gas, riporti su stampi, saldo brasatura, carpenteria leggera e medio pesante. Inoltre eseguiamo lavorazioni metalliche. Tecnosaldatura ci trovi a Chions in via Marconi 19, telefono 0434 6307 80 oppure www.tecnosaldatura.com.
festa e organizzato. Giorgio è un bambino davvero molto fortunato. È il primo compleanno, è un evento speciale. Io invece non ti ho ancora ringraziato per il regalo. È solo un pensiero. Un pensiero importante, cara. Ma come ti è venuta l'idea? Me l'hanno suggerita in Friulovest Banca. Con loro è sempre come stare in famiglia. È una cosa semplice, ma molto importante per il futuro di Giorgio. Un fondo previdenziale da sottoscrivere fin da giovanissimi per cogliere grandi opportunità e vantaggi. E si può anche regalare. Mi pareva l'occasione perfetta. Come perfetta è questa torta. Bettina, sei sempre la solita. Made in Friulovest, il fare che fa la differenza. State entrando in 360 FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG. Continuano da Baviera Elettrodomestici a Vigonovo di Fontana Fredda le famose offerte €1 su climatizzatori delle migliori marche come Daikin, Mitsubishi, Panasonic, General Electric a partire da €279 e con l'installazione dei nostri tecnici detrazione fiscale del 50%. Approfitta delle ultime bellissime bici in omaggio sui prodotti Miele Liber, il massimo su lavaggio e conservazione degli alimenti. Viene a scoprire la nuova gamma di televisori Löwe con pannello OLED ed hard disk integrato per registrare con semplicità i tuoi programmi. E troverai inoltre cellulari, computer, televisori ed elettrodomestici delle migliori marche. Baviera €1, Vigonovo dal 1969, il miglior servizio per il miglior prodotto.
Marca, da 130 anni la banca di questo territorio. CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata ed all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110, telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840. Dal 1903 realizziamo colori, vernici, tinte ed ogni altra soluzione professionale per rendere spettacolare ogni tua esigenza. L'Hightech ci trovi a Susegana. L'Hightech, il miglior vestito che il tuo prodotto possa indossare. I tuoi progetti, in un mondo così complesso. Certo, giocare in casa rende tutto più possibile. Più di 100 banche di credito cooperativo si sono unite intorno a una visione di futuro che punta al bene comune. Sono le banche della tua comunità, banche che non mollano il territorio. Come te. Il centro specializzato per ogni tipo di saldatura lo trovi a Chions. Tecnosaldatura di Nogarotto Fabio, da più di un decennio specializzati nella saldatura tungsteno inerte gas, riporti su stampi, saldo brasatura, carpenteria leggera e medio pesante. Inoltre eseguiamo lavorazioni metalliche. Tecnosaldatura ci trovi a Chions in via Marconi 19, telefono 0434 6307 80 oppure www.tecnosaldatura.com. Diventare green è la scelta giusta e conveniente. Con GEA Rinnovabili diventa anche la scelta più facile. Da sempre ci dedichiamo a portare l'energia sostenibile nelle vostre case e aziende. Offriamo un servizio completo e su misura, dalla consulenza all'installazione fino alla manutenzione dei tuoi impianti. Con un impianto fotovoltaico puoi risparmiare fino all'80% sui costi dell'energia. GEA Rinnovabili. Facile, efficace, garantito. Che bella festa hai organizzato! Giorgio è un bambino davvero molto fortunato. È il primo compleanno, è un evento speciale. Io invece non ti ho ancora ringraziato per il regalo. È solo un pensiero. Un pensiero importante, cara. Ma come ti è venuta l'idea? Me l'hanno suggerita in Friulovest Banca. Con loro è sempre come stare in famiglia. È una cosa semplice, ma molto importante per il futuro di Giorgio. Un fondo previdenziale da sottoscrivere fin da giovanissimi per cogliere grandi opportunità e vantaggi. E si può anche regalare. Mi pareva l'occasione perfetta. Come perfetta è questa torta! Bettina, sei sempre la solita! Made in Friulovest, il fare che fa la differenza.
State entrando in 360 FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG. Continuano da Baviera Elettrodomestici a Vigo Novo di Fontana Fredda le favolose offerte €1 su climatizzatori delle migliori marche come Daikin, Mitsubishi, Panasonic, General Electric a partire da €279 e con l'installazione dei nostri tecnici detrazione fiscale del 50%. Approfitta delle ultime bellissime bici in omaggio sui prodotti Miele Liber, il massimo su lavaggio e conservazione degli alimenti. Viene a scoprire la nuova gamma dei televisori Löwe con pannello OLED ed hard disk integrato per registrare con semplicità i tuoi programmi. Troverai inoltre cellulari, computer, televisori ed elettrodomestici delle migliori marche. Baviera €1, Vigo Novo, dal 1969, il miglior servizio per il miglior prodotto.